Soprattutto in Italia e in Francia la maggior parte dei rally si svolgono su strade asfaltate per motivi logistici e per motivi di comodità degli organizzatori. Guidare una vettura da rally su una strada asfaltata non è assolutamente noioso come si possa pensare, anzi è adrenalina pura. Perché? Perché scendere su una stradina di montagna larga 4 metri, dove la macchina ci passa appena appena, con, vedete l'immagine, le rocce da una parte, un murettino dall'altra parte, e venire giù a una media di 120-130 all'ora, non ha niente da invidiare a un pilota di Formula 1 che fa una staccata a 300 all'ora in un rettilineo, però dopo ha delle vie di fuga enormi o della sabbia. Quindi guidare sull'asfalto sicuramente richiede un coraggio incredibile per un rallista. Come traiettorie, come stile di guida, direi che l'asfalto avvicina molto di più un pilota da rally a un pilota di circuito, perché più aumenta l'aderenza, più la macchina grip, più le gomme hanno tenuta sul fondo, più è importante guidare nel gergo puliti, nel senso bisogna utilizzare tutta la careggiata a disposizione, fare sbandare la macchina il meno possibile in modo di non consumare troppo i pneumatici, di non rovinarli troppo, contrariamente nella guida su neve o su terra dove la macchina deve essere messa di traverso per poterla gestire maggiormente in derapata. Sull'asfalto bisogna guidare in traiettoria, quindi si deve cercare di entrare più larghi possibili, tagliare la curva nel punto di corda più all'interno e poi uscire più larghi possibili, in modo che la stessa angolazione di curva, la curva stessa venga fatta con un'angolazione, una sterzata minore possibile da parte del conducente. Quindi correggere pochissimo, non fare assolutamente il pendolo, quindi la derapata all'inizio curva, e non fare sbandare la macchina in uscita, in modo da poter sfruttare la trazione nel migliore dei modi. Anche sull'asfalto, come nelle altre discipline rallistiche come sterrato e neve, anche sull'asfalto c'è una differenza di guida tra una trazione anteriore, posteriore e 4 ruote motrici, logicamente, ma non così evidente come nelle altre situazioni. La trazione anteriore devo dire che deve essere quella in cui si guida maggiormente puliti. Perché? Perché non avendo a disposizione molta motricità della macchina, bisogna cercare di sfruttare al massimo la staccata, quindi arrivare in curva frenando il più tardi possibile e entrare in curva il più veloce possibile, quindi ritardare molto la staccata, sterzare e poi completare la curva quasi con la ruota in sottosterzo, quindi col volante leggermente più angolato di quello che la curva richiederebbe, in modo che una volta terminata la curva si possa uscire larghi, sfruttare tutta la careggiata e proseguire nel rettilineo successivo. Con la trazione posteriore, soprattutto con le vetture come la Lancia 037, l'inserimento in curva è un po' differente, perché la trazione posteriore, quando il pilota leva il classico piede dall'acceleratore, la vettura subisce da parte del motore un rallentamento dovuto alla freno motore, cioè il motore che rallenta levando appunto il pedale dell'acceleratore, quindi perde giri. Questa perdita di giri frena già l'asse posteriore dove è collegato con la trasmissione la trazione del motore, quindi si utilizza il freno per bloccare le ruote davanti, per rallentare, però con il cambio si scala molto e si fa non rallentare anche le ruote posteriori. In questo modo la vettura subisce quasi una forza paracadute, mentre con la trazione anteriore si arriva in curva, si frena e si sente tutta la massa della macchina che viene caricata sull'asse anteriore e si fa la curva un po' in sottosterzo. Con la trazione posteriore, levando il gas e frenando, si sente quasi un abbassarsi della vettura nella parte posteriore, proprio perché ci deve essere questo effetto di frenata da parte dell'asse posteriore. Con le 4 ruote motrici, invece,
la tecnica migliore per guidare anche sull'asfalto è di entrare nella curva il più, non dico il più piano possibile, ma di anticipare un po' la frenata, in modo di avere la velocità ideale di percorrenza della curva già a inizio curva. Perché? Perché così si può percorrere la curva completamente in accelerazione. Cosa vuol dire? Una quattro ruote motrici in accelerazione, avendo l'asse anteriore e l'asse posteriore che tirano, se la vettura appunto è in accelerazione è molto più stabile e percorre la curva nel miglior modo possibile con la traiettoria migliore. Se invece uno arriva troppo forte e quindi gestisce la traiettoria della curva non più dalla trazione bensì dalla frenata, è difficile con un pedale gestire il freno davanti o il freno dietro, perché quando si frena c'è una ripartizione fissa tra i due assi e quindi non può fare correzioni nell'arco della curva. Quindi con una quattro ruote motrici, sull'asfalto soprattutto, conviene frenare un po' prima e fare tutta la curva in accelerazione per poter impostare e gestire al meglio la traiettoria.